Occhio sai chi cazzo si ti rendi importante, non sei nessuno. Capò purtroppo la fortuna bacia sempre il persone sbagliato. Io lo dico sempre. Ma quanta CS che cantano in quella televisione, ma quanta persone, non voglio criticare, però per piacere, ma vi rendete conto, no? Vi rendete conto che non è cosa la vostra? Questo è che voglio dire, non è cosa la vostra, a te affaticare, fate mettere la marina sotto l'accia, a te affaticare, vi dovete mettere l'animo in pace. Io voglio capire che un microfono è più lucino della cardarella, è una cosa saputa, ma te affaticare, dovete essere convinti, non è cosa la mia, ci affaticare. Lasciate cantare chi è capace e chi ne è in grado. E questo che è un cazzo. Ma se io dicevo, ma coppa la voce di Napoli, acchiappa uno scarrafone che sta cantando e tiene 300-400 seguaci che stanno guardando. Poi fanno una diretta un personaggio che è più, che ne sa, che sicuramente canterà meglio. 3-4 persone, cioè io che sto voglio capire, il popolo napoletano non capisce un cazzo, non capisce un cazzo, specialmente i guagliucelli oggi. Perché dico questo? Basta capire un bello guagliò, occhiali, o fisica sistemata, e poi può cantare pure Lucess. Canta Lucess, madonna mia, la gente è così. Ma vi rendete conto che un microfono non è cosa da sola? Allora, se volete fare bello, è da fare modello, non è da fare cantante. I cantanti sono altra volta, mettete la moneta sul braccio e è da faticare. Io pure pago a faticare tutte le mattine. Il canto è una passione che io canto da molti anni, sono quasi 20 anni che faccio così, da piccolo, tenevo 12 anni, poi ne tengo 31. Allora, che succede? Io pure pago a faticare. Questo è una cosa. Se diventerà un lavoro che ben venga, purtroppo si tiene i soldi, si coccru, hanno soldi da buttare, ma poi Tina, i soldi gettano, però riescono pure. E allora che sta già capire? Che non capiscono un cazzo. Allora io come artista che canto, tu Tina mi conosci, allora, ci sono poche persone, pochi artisti che cantano canzoni vecchie, cioè io sono amante di canzoni il classico, cioè più belle, di Mauro Caputo, Mario Mera, Enzo Di Domenico, cioè le canzoni veramente che hanno fatto la storia della musica napoletana. Allora, tu pigliano cantanti sticcano che stanno nascendo, non voglio fare nome perché poi dice ma come poi tu fai un nome che ti fosse geloso e chi? No, non faccio nomi, però se tu ci approvi a dire che dici fammi Carmela. Oppure dici fammi indifferentemente. Ma chi ne sa che ti può rispondere? Ma che è una cosa che si mangia? Perché non lo sanno. Non lo sanno, perché non sanno la storia della musica, non sanno chi sono stati i veri artisti. E lo so, Tina, appunto tu mi puoi capire in questo mio discorso. Allora io mi incazzo perché dici, ma quando andate a fare chi è portata, che ottiene in tuo sangue? Non è che vanno ad uno, ci voglio per un CD, vieni a casa, robano i soldi. Quante canzoni inedite vai tu? 7-8 canzoni, ne abbiamo 3.000 euro. Poi io 8 non mi offrono male, 2 trasmissioni, allora vi faccio il cantante, e cagamo cazzo. Ma in coppa a un matrimonio, dici cantiamo carcerato di Mario Melo, guarda, sei cantato. Oppure la coppa cantiamo a innamorare di te, sei cantato, potessi pure cantare, però se devi sempre con la cazzo.